Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo arrivati al 2 settembre 2019, oggi si parlerà replay solo ed esclusivamente di calciomercato, perché come tutti gli amici che ci guardano da casa, dalla Calabria, da parte della Sicilia orientale, il calciomercato italiano. Stella, buongiorno, a che ora chiuderà questa sera il calciomercato? Alle 22 in tutta Italia. E quindi c'è grande fermento, grazie a Stella Battaglia che è con noi per questo replay. Grazie. Sei tornata finalmente, grazie per la partecipazione. Tornata, sì. Allora io vado a presentare subito gli ospiti, Va benissimo. Grazie a Giuseppe Milicchio di Ionica Radio, esclusivista per il Cosenza Calcio, grazie Giuseppe. Grazie a te per l'invito. E con noi Malena, il nostro Attilio Malena, che è sempre al cellulare perché bolle in questo momento. Sì, in questo momento aggiornamenti che arrivano di minuto in minuto. Buon pomeriggio a tutti e ben trovati. E naturalmente grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo, poi ci dirà qualcosina anche sulle dichiarazioni di Mister Ventura, oltre che su quelle di Braglia, perché poi faremo ascoltare naturalmente qualcosa, quello che è successo nel post partita, perché come tutti sapranno il Cosenza ha perso in casa per 1-0, forse immeritatamente direi. Per le due traverse è stato sfortunato di Brucini prima e di Carretta dopo, ne parleranno gli ospiti, mentre il Crotone è stato Corsaro alla Spezia, ha vinto per 2-1. Poi naturalmente daremo spazio anche alle calabresi di Serie C, avremo una telefonata in diretta con il collega caporedattore del Corriere dello Sport della Serie B Tullio Calzone, poi avremo anche in diretta il presidente del Rende Calcio Fabio Coscarella. Allora, a te la parola Stella. Buonasera, allora ben ritrovati a tutti voi dopo questa mia breve sosta estiva, lontana dallo schermo ma vicina con il cuore a tutti voi gentili telespettatori. Allora si alza il sipario oggi 2 settembre, così come ha detto il nostro coordinatore della trasmissione Franco Segreto, il sipario appunto su un nuovo appuntamento di replay in onda ogni lunedì alle 15 su Tele Europa Network, canale 10 del digitale terrestre. Ma entriamo subito nel vivo del programma, la parola a te Franco. Eh sì, io la darei subito ad Attilio Malena per vedere le ultime. Attilio, perché noi fino alle 16:30 siamo in diretta, poi naturalmente continuerà, come diceva Stella, fino alle ore 22. Ci saranno tantissime novità. Allora, partiamo subito dalle novità di Cosenza e Crotone, quelle che bollono in pentola in questi momenti. Sì, partendo da un accordo pressoché raggiunto tra il Cosenza e il Napoli per Zinedine Machak, si era diffusa un'indiscrezione che voleva l'Ascoli molto vicino al calciatore. In realtà il Cosenza ha messo in ghiaccio l'accordo con il calciatore, che sarebbe ad un passo dal vestire la maglia dei rossoblù. Ha clavato ormai l'innesto pressoché ufficioso, non ancora ufficiale, di Zinedine Machak. Un altro nome che il Cosenza ha sondato in mattinata è quello di Amato Ciciretti, sempre di proprietà del Napoli. Amato Ciciretti che in questi minuti è vicinissimo al suo ritorno ad Ascoli. Per quanto concerne invece la corsa al tanto agognato centravanti, abbiamo verificato la voce Budimir legata al Cosenza, secche smentite intorno al nome di Budimir accostato al Cosenza. Il Cosenza non starebbe trattando in questo momento Ante Budimir, ex Crotone. Per quanto riguarda invece il Crotone, ha ceduto in prestito Kargbo alla Reggio Audace ed è sempre lì a non mollare la presa intorno a Diego Falcinelli, anche se il Perugia è molto vicino a chiudere per l'arrivo di Falcinelli alla corte di Massimo Oddo. Ritornando a un ex Crotone, un obiettivo che il Cosenza ha cercato, Lorenzo Crisedig, ieri in serata ci sono stati dei contatti tra l'entourage e il Cosenza, contatti che non hanno poi avuto un seguito, visto che il Cosenza questa mattina pressoché intorno alle 9:30-10 ha chiuso definitivamente la trattativa per Machak. Manca solo l'ufficialità, a meno dei famosi clamorosi colpi di scena. Vogliamo ricapitolare allora con Giuseppe, Leandro Greco, Lazzar che ha rilasciato un'intervista anche sui siti specializzati. Sono due acquisti di quelli che sono stati promessi dal presidente Guarascio in questo mercato. Mi permetto di dire semplicemente una cosa: giocare a calciomercato, perché a questo punto si gioca a calciomercato fino alle 22, fino alle 22, è cosa buona e giusta? No, non è cosa buona e giusta. Il calciomercato va fatto in modo diverso, va ridisegnato. Non si può fare calciomercato con il campionato agostano che è già cominciato, siamo alla seconda giornata. Tecnici, direttori sportivi, procuratori, tutti impegnati, ma tutti distratti dal calciomercato. Chi più chi meno deve intervenire negli ultimi momenti. È veramente un mercato
e quando si dice mercato si dice che puoi prendere buona roba a buoni prezzi, però puoi prendere anche la classica fregatura dell'ultimo minuto, quindi gestire in questo modo il calciomercato non è assolutamente cosa buona e giusta. Chiusa questa parentesi, speriamo che nel prossimo anno si possa cambiare il regolamento, al di là del fatto che a livello europeo si fa così. Si può cambiare e si deve cambiare perché le certezze devono arrivare prima. In questo momento il Cosenza, che si è adeguato un po' alla stregua di tutte le altre società, soffre perché non ha liquidità da mettere sul mercato, quindi devi prendere Mashak, che non è una prima scelta, perché io non penso assolutamente che né Braglia, né Trinchera, né il presidente Guarascio abbiano messo Mashak come prima scelta, perché se no l'avrebbero preso il 1° di luglio, sarebbe stato facilissimo. Adesso il punto, al di là dei due acquisti che tu hai detto che sono due ottimi elementi da Leandro Greco e Lazzar, che proviene dal mio caso Benevento. Per Lazzar è una scommessa, per lui e per il Cosenza Calcio. Leandro Greco è un giocatore che abbiamo conosciuto con i grandi trascorsi in Serie A, l'abbiamo visto dividersi l'anno scorso tra Cremonese e Foggia, è un giocatore che può dare qualcosa, però non aspettiamoci il fuoriclasse che arriva a Cosenza perché è datato, è un giocatore che darà ordine, è un giocatore molto serio dal punto di vista professionale, è un giocatore che può stare in una squadra di Serie B, ma non facciamo grandi sogni pindarici. Grazie Giuseppe, io un attimino ti blocco e ti fermo perché vogliamo ricordare un grande tifoso del Cosenza che è venuto a mancare, un medico, ex medico anche della società degli anni 80, il dottor Demetrio Vigna. Naturalmente alla famiglia alle nostre condoglianze, le condoglianze della redazione sportiva di Teleuropa Network e di tutta la rete. Giuseppe, lo ricordi tu Demetrio? Assolutamente sì, è bravissima persona, grande professionista, grande tifoso del Cosenza, che ha sofferto tanto quando ha dovuto lasciare il suo ruolo all'interno del Cosenza Calcio. Non mancava il caffè del mattino per parlare non il buongiorno, ma novità, cosa dice il Cosenza Calcio, quindi capite bene che tipo di personaggio, che gente, che amore aveva il dottore Vigna per il Cosenza. Arrivano un mare di messaggi, Giuseppe, salutiamo Massimo Diene Salve, salutiamo Giuseppe Tommasi, salutiamo anche Stefano del Paradiso, salutiamo il dottore Coscarella, Renato, nostro aficionados. Allora io do subito la parola al nostro grande opinionista. Vai Aldo, che cosa ci puoi dire? Giuseppe mi pare che ha parlato di due giocatori importanti quale Leandro Greco e anche Lazzar, Maciaccio lo ha anticipato adesso Attilio, ecco, ci puoi dire qualcosina tu? Ma io penso che siamo arrivati al rush finale, io condivido in pieno quello che ha detto Milicchio, soprattutto per quanto riguarda questa coda lunga di calciomercato durante il campionato, 2 partite, già ancora siamo in pieno, il Cosenza deve purtroppo ancora completare una rosa che ha bisogno assolutamente di 2 attaccanti, perché abbiamo visto in queste 2 partite, se avessimo avuto 2 attaccanti avremmo sicuramente, forse, ma il segno del forse nel calcio non esiste, avuto qualche punto in più. Invece ci dobbiamo accontentare di un pareggio a Crotone, di una sconfitta in casa con la serie maturata in un certo modo, probabilmente non meritavamo di perdere, però mancano gli attaccanti. In quanto in Serie B non c'è l'attaccante che ti fa 10 o 15 gol, rischi di restare sempre nei bassi fondi della classifica, e non vorrei, faccio gli scongiuri perché sono un grandissimo tifoso del Cosenza, ho rispetto di questa società, ho rispetto del presidente, ho rispetto di Trinchera, però non vorrei che facessimo quello che è successo l'anno scorso, che siamo dovuti intervenire il mese di gennaio con 2 elementi, Sciaudone ed Embalo, altrimenti l'anno scorso eravamo a 8 punti, vi ricordo, a gennaio, per cui spero che quest'anno si comprano 2 attaccanti capaci di portare il Cosenza in una posizione di classifica migliore, che faccia un campionato migliore, che non sia un campionato di sofferenza, perché 15.000 spettatori, 12.000 quanti sono, meritano rispetto, perché portano soldini nelle casse della società, portano tifo, portano tutto. Quando c'è questa tifoseria così forte, così importante, che ti segue anche 2.000-2.500 vuol dire che si deve avere rispetto, e il presidente, che è persona seria e di buon
buonsenso. Credo che dopo Crotone ha dichiarato che avrebbe rafforzato la squadra, i centrocampisti sono arrivati, ma il centrocampo, Franco, era quello che secondo me adesso ci vogliono gli attaccanti. Se questi attaccanti arriveranno ci divertiremo, altrimenti credo che dovremmo soffrire e non possiamo soffrire. Vi devo bloccare spesso e volentieri perché siamo in linea diretta con Milano, con Corriere dello Sport e poi anche con gli altri amici, e Attilio Malena che diceva in collegamento. Vai Attilio, vai. Non ci sono più dubbi, il Cosenza ha preso Maciac. Benissimo, allora lo diamo per ufficiale. Possiamo darla come notizia Ufficiale. certificata. Il Napoli ha definito 2 cessioni con la formula del prestito, Ciciretti ad Ascoli, Maciac a Cosenza, come raccontavamo qualche Ciciretti minuto fa. poi è un altro atipico, era un giocatore che non ha un ruolo ben specifico. Sondato dal Cosenza però in mattinata. Giuseppe, che vogliamo dire allora di Maciac? Si parla di un giocatore, un talentuoso, è stato l'anno scorso anche non a dobbiamo Crotone. discutere. Allora, Maciac è un ragazzo che è importante. Il Napoli l'ha comprato C'ha delle per buone tanti... giocate, poi a Carpi c'è stato... nel modo più assoluto. Allora guardiamolo dal punto di vista delle notizie che noi abbiamo assunto, perché poi io l'ho visto personalmente giocare a Carpi per uno scorcio di partita e con il Crotone, ma voglio dire, c'è poco da poter giudicare a fondo. Le notizie che però arrivano su quello che è il suo trascorso parlano di un ragazzo molto fumantino, cioè di un ragazzo che ha un carattere molto focoso, di un ragazzo che può esplodere. Il Napoli l'aveva preso veramente con la possibilità di farlo esordire addirittura in Serie A. Però Posso farti una domanda per chi se lo ricorda? Sì. Un Mendil bis, secondo te, visto che Franco guarda, Marocchino come lui? Tu sei troppo buono perché praticamente dai la possibilità, una buona possibilità, perché magari riuscisse a fare quello che ha fatto Mendil in quell'anno straordinario in Serie B a Cosenza. Io lo auguro. Maciac è un'altra delle responsabilità che diamo, secondo me, al più grande allenatore che abbiamo avuto negli ultimi anni a Cosenza, Piero Braglia. Toccherà a Braglia far diventare Maciac calciatore come lo è diventato Tutino, come lo è diventato Palmiero. Quindi Benissimo. è un'incombenza in più che diamo a Piero Braglia. Ok, allora io ringrazio Enzio Leonienti che come al solito è in regia, e poi Massimiliano Franco che è con noi alla Camera, e poi abbiamo anche Francesco Camposani alla messa in onda. Massimo Fino, io mi confondo sempre col giornalista e col collega. Allora, vogliamo andare a leggere i risultati per cortesia, Stella, della Serie B? Sì, con di la Serie B relativa chiediamo alla classifica regia un generale. attimino la Grazie, schermata. Grazie. Eccoli qua. Eccoli qui. Allora, risultati di Serie B: Benevento batte Cittadella 4-1, Chievo Empoli 1-1, Cosenza Salernitana 0-1, Cremonese Virtus Entella 0-1, Frosinone Ascoli 2-1, Juve Stabia Pisa 0-2, Livorno Perugia 0-1, Pescara Pordenone 4-2, Spezia Crotone 1-2, Trapani Venezia 0-1. Vediamo un attimino se E poi la ci classifica inviano generale. anche la classifica generale di Serie B. Dopo appena 2 giornate, eccola qua. Ecco qui. Allora, al comando troviamo Salernitana, Perugia, Virtus Entella con 6 punti, a seguire Benevento, Pisa, Crotone, Empoli con 4 punti, Spezia, Ascoli, Pordenone, Cremonese, Pescara, Venezia, Frosinone con 3 punti, a seguire Chievo 1 punto, Cosenza 1, Livorno 0, Juve Stabia 0, Trapani 0, Cittadella 0. Ok, grazie Stella. Allora Attilio, c'è qualche altra cosa? No, Sponda Crotone? Sponda Crotone in questo momento non ha particolari necessità il Crotone anche dopo l'arrivo di Marrone, ma si valutano degli innesti sul finale che proveremo a raccontare da più a breve. E allora io direi di andare a vedere gli highlights che ha confezionato per noi Gianluca Pasqua, sia per quanto riguarda la sconfitta interna del Cosenza contro la Salernitana e della vittoria esterna del Crotone in quel di La Spezia. Andiamo a vedere il filmato. Grazie. Nel giorno che può cambiare il volto delle squadre e il destino di una stagione, Cosenza e Crotone riflettono sui primi 180 minuti di campionato. Le luci del rossoblu silano, accese nel derby allo Scida e a intermittenza anche nell'esordio a Marulla, sono state offuscate dal gol di Firenze che ha regalato un successo non del tutto meritato alla Salernitana. I lupi, incerottati e incompleti, hanno dominato il primo tempo, sfiorato nel vero senso della parola il gol del vantaggio con Pierini e Bruccini, segnato una rete magnificata dal fischio dell'arbitro per una situazione quantomeno dubbia e dato l'impressione di poter controllare l'avversario. L'intervallo però ha interrotto sul più bello il cammino del Cosenza, che appena rientrato in campo è inciampato nell'azione imbastita da Cicerelli, lasciando spazio e gioco ai campani.
Le ombre della serata si sono concentrate tutte in questa fase, nell'errore e nella reazione ritardata che ha visto poi i lupi, impegnati in un finale incandescente, entrare di diritto nel Guinness dei primati con la doppia traversa colpita da Bruccini e Carretta dopo la bella serpentina di Baez. Conta il risultato, lo dicono i mugugni, che si fanno sentire più delle considerazioni ponderate su una squadra in rodaggio che aggiungerà, in queste ore, elementi importanti e funzionali ai propri equilibri. Per certi versi sarebbe meglio giocare subito per utilizzare la rabbia agonistica e tentare di spazzare via le perplessità della piazza. Per altri viene utile la sosta che permetterà al tecnico di lavorare con calma e recuperare gli elementi acciaccati. Certo è che il Pescara di Luca Palmiero, domenica 15 settembre, troverà i lupi affamati. Diverso stato d'animo in casa Crotone, se il derby aveva lasciato l'amaro in bocca per non essere riusciti a sfruttare il fattore casalingo e la superiorità numerica e qualche timore per le nitide occasioni concesse al Cosenza, la gara di La Spezia ha restituito punti e certezze. Per Stroppa sono arrivati messaggi positivi dalla prova di Simi, che proprio all'esordio era apparso fiacco e involuto, conferme da Messias, al momento l'uomo più ispirato, e buone notizie da Luca Vido, che con Maxi Lopez sarà il valore aggiunto dei pitagorici nelle prossime settimane. Al ritorno in campo sarà l'Empoli a mettere alla prova i progressi dei rossoblù, una sfida che potrebbe dare indicazioni probanti sullo spessore della squadra di Stroppa. Squadra di Stroppa, allora dicevamo Corsara inquieti La Spezia 2-1, Cosenza che ha perso in casa. Che partita hai raccontato, Giuseppe, ai tuoi radioascoltatori di Ionica Radio? Grazie. Abbiamo raccontato la partita che è stata, praticamente i primi 45 minuti dove abbiamo visto semplicemente il Cosenza, si è vista solo la squadra di Braglia che ha fatto veramente i miracoli di necessità e virtù, ha messo dentro una squadra aggressiva, facevamo pressing sul portatore di palla, finanche sul portiere Micai, abbiamo sfiorato il gol e l'avremmo sicuramente meritato. Poi l'infortunio di inizio secondo tempo, quello è veramente un gravissimo infortunio, ma è la rosa del Cosenza Calcio che non consente di poter intervenire bene su quello che è l'organico, perché se si fa male è legittimo che è uno dei giocatori più importanti e devi mettere Bittante sulla corsia sinistra che si trova nella metacampo avversaria, abbiamo visto l'immagine che sinistro non è chiaro che non ha il passo del giovane Cicerelli che ti riparte e che chiaramente può fare filtro in mezzo al campo dove non hai le chiusure, dove ne hai le giuste, le prime chiusure, perché Kenutè è andato lì a fare la bella statuina, Capela non è riuscito poi a seguire l'attaccante, il gioco è fatto, prendi gol, ci può anche stare. Poi diventa tutto maledettamente difficile, perché su quel campo non bello, questo lo dobbiamo dire, poi sentiremo Ventura. Su quel campo non bello abbiamo fatto difficoltà, abbiamo avuto difficoltà. Giocare contro una squadra che specularmente parte per giocare di contropiede, puoi semplicemente imbarcare il secondo gol ed era capitato, perché eravamo con l'errore di Idda, forse già infortunato, avevamo preso il secondo gol, lì c'è il rischio di imbarcare veramente 3-4 gol davanti ai tuoi 10.000 spettatori. Siamo stati bravi invece a rimanere calmi, a non imbarcare il contropiede di Ventura che gioca così in modo speculare e poi ad avere le nostre occasioni, perché in quella maniera potevamo fare. L'occasione di Baez è stato stupendo, giocatore di Serie A e 2 traverse, lì entra in gioco la sfortuna, poi tutto il resto della partita non abbiamo raccontato praticamente nulla. Ok, grazie Giuseppe. E questa è la partita. Poi entreremo in argomento, perché io direi di andare a far vedere subito, ad ascoltare le dichiarazioni di Piero Braglia, allenatore del Cosenza, nonché quelle di Ventura, che tu hai praticamente messo il dito nella piaga parlando del terreno di gioco. Sentiamo allora prima Piero Braglia. Grazie Leonetti. Il problema è che abbiamo preso un gol a 80 metri dalla porta, l'abbiamo fatto venire via, l'abbiamo fatto entrare dentro il campo, esistono anche falli, calcio si gioca anche con i falli, non può arrivare a mettere una palla sulla nostra linea dopo aver fatto 40 metri palla al piede, non è concepibile, vuol dire che non sei cattivo, non sei attento, non ci sei, punto. Perciò dopo perdi le partite e ti gira le palle, ma è a monte che deve girare le palle. Poi vabbè, i 2 pali, le 2 cose, vuol dire che era una giornata, oltre tutti i problemi che abbiamo avuto, Idda infortunato, legittimo infortunato, forse non ci rendiamo conto che siamo ridotti proprio all'osso. Perciò i nostri cambi sono stati quelli che sono stati, al di là del valore dei ragazzi. Un ragazzo del 2000, un ragazzo che viene dalla Serie D, un ragazzo... e qui è un altro tipo di campionato.
poi le partite le perdi e quando le hai perse dopo non tornano indietro le partite. Lascia perdere che non meritavi di perdere, hai fatto una cazzata e l'hai persa, ma non esiste, non esiste. Le partite le giudichi quando le vedi, io non faccio il mago, non lo so, sicuramente Legittimo non si stava comportando male, sicuramente Legittimo ti dà anche una certa tranquillità perché è un giocatore di esperienza e di temperamento, però tra dire che non si perdeva o si vinceva se c'era Legittimo non lo può sapere nessuno. Io guardo i fatti mi dicono che è entrato altre persone che gli hanno fatto fare 60 metri palla al piede a un giocatore, prima uno e poi un altro, e lì poi perdi le partite, perché le partite così le vivi sull'equilibrio, tenendo presente i loro cambi, le loro cose e tutto il resto, e poi dopo stai qui e non ti spieghi nemmeno come, perché tatticamente la partita non gli ha fatto fare un tiro in porta, un gol, ti ha avuto un'occasione, te l'hanno annullata, 2 traverse, quella è un po' colpa nostra, bisogna tirare più basso la prossima volta. Ma aspetto che Trinchera finisca il suo lavoro come ha sempre fatto, ma aspetto dei giocatori in grado di darci una mano, perché ne abbiamo bisogno, è lampante, punto e basta. Poi ci si rende conto della situazione quando perdi le partite e quando le perdi in questa maniera, perché la situazione è questa, punto e basta. E Allora, quindi Giuseppe, no, io volevo far entrare prima Antonio Malena e poi prima di entrare in pubblicità Aldo Cenova, perché insomma è una disamina molto chiara quella di Mister Braglia. In realtà il fallo di inesperienza, in realtà il fallo di inesperienza logicamente pesa in quel contesto, ma ha anche aggiunto Piero Braglia, direi giustamente, che ai punti il Cosenza avrebbe quantomeno meritato il pareggio. Sicuramente. E l'azione che fotografa perfettamente la realtà è quella della doppia traversa colpita da Bruccini prima e da Carretta poi. Senza dubbio una serie di errori commessi, ma è una Salernitana che appunto soprattutto in contropiede con un Cosenza che ha faticato ad avere il pallino del mano del gioco, come giustamente diceva prima Giuseppe, ma credo sostanzialmente che in questo momento il Cosenza anche abbia bisogno di quel pizzico di fortuna in più che contro la Salernitana mi pare ovvio sia mancato. Aldo Cennamo. Ma qui mi pare, la frase che mi viene da dire è che non c'è più sordo di chi non vuol sentire, chi sente Braglia, chi ha sentito Braglia. Vabbè, ma scusami Aldo, queste erano le dichiarazioni del post partita, perciò dico. E poi sono arrivati Leandro Greco che nel pomeriggio è stato ufficializzato, no fammi finire, stavo dicendo pure... Lazzar che è stato ufficializzato diciamo in questi momenti. Franco lì ha fotografato giustamente la situazione in quel momento. In quel momento ti ha ha parlato di Trinchera, ha parlato di che Trinchera sicuramente. Stavo dicendo che è chiaro che lui manda segnali. Se parliamo di quello che ha detto Braglia dobbiamo fermarci al 90esimo, sì, ma non a lunedì 2 settembre alle 15:30. Franco, se mi fai finire, io ho detto quella frase perché ho sentito molto bene Braglia, e Braglia non è soltanto in questa occasione che ha mandato dei segnali, a parlare, Braglia ha il linguaggio della chiarezza, dice quello che pensa, quello che sente. In questo momento lui sente di fare un appello forte alla società, chiede ha detto dei rinforzi. Poi sono arrivati giustamente Greco e altri 2 giocatori di cui uno che ha detto adesso Malena, e arriveranno gli attaccanti sicuramente, quindi tutto quello. Però è chiaro che io ho sempre detto e sostenuto che sarebbe stato opportuno che questi giocatori sarebbero potuti arrivare qualche giorno prima, una settimana prima, 10 giorni prima, perché adesso si devono amalgamare, c'è tutto un discorso, per fortuna c'è la sosta, però Braglia a me personalmente piace per questo suo linguaggio. È chiaro che Guaraccio sta facendo enormi sacrifici, sta cercando in tutti i modi di rafforzare, di portare questo attaccante, speriamo che in questi 7-8 ore che sono rimasti li troviamo, perché non è facile adesso andare a reperire 2 attaccanti di categoria. Se poi vogliamo pigliare gente che non gioca da un anno, 2 anni, è un problema. Però io penso che i giocatori di categoria attaccati oggi ce ne sono pochi, e quei pochi bisogna immediatamente adesso portarli a Cosenza. Stella. Interrompiamo un attimo per andare in pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Seconda parte di Replay, lunedì 2 settembre 2019. Allora Giuseppe, siamo entrati veramente in argomento, abbiamo sentito Braglia dopo partita, nervoso eccetera. Speriamo che questi giocatori che sono arrivati e che arriveranno da qui alle 22 poi insomma lo possono fare tranquillizzare. Bravissimo. Assolutamente. Guardate, Piero Braglia l'anno scorso è stato l'artefice. No, allora, prima di tutto diciamo che è stato... Giuseppe, chiedo scusa, nel frattempo vuoi ricordare... Ricordiamo alla nostra regia di mettersi in contatto con Tullio Calzone del Corriere dello Sport. Vai Giuseppe. Allora, Piero Braglia è stato l'artefice della promozione del Cosenza, perché non dobbiamo assolutamente dimenticare quel mese fantastico che ci ha portato in Serie B. Poi è stato bravo a saper gestire il primo anno di B e non era facile, ma sappiamo benissimo che il secondo anno di B ha sempre un certo riflusso negativo, perché ci si aspetta sempre tanto, si vorrebbe addirittura alzare l'asticella. Poi ricorderemo l'89-90. Cosa che obiettivamente non è possibile. Allora noi dobbiamo un attimo ritornare indietro e dire che l'obiettivo del Cosenza Calcio quest'anno deve essere la salvezza, anche all'ultima giornata, anche risicata, perché così va, perché così è la nostra realtà, non possiamo pretendere altro. Allora dobbiamo dare una mano sia a Braglia sia ai giocatori che vanno in campo, e da questo punto di vista siamo top, perché presentare 10.000 persone allo stadio è top per una squadra di Serie B ed è top portare 2.000 persone in trasferta a Crotone. Adesso ci vuole quel piccolo sforzo che deve fare la società per mettere su qualche rinforzo. Non vogliamo e non vuole la piazza neanche il bomber veramente da 20 gol, non vuole la mantia, vuole un giocatore che possa essere utile al tecnico. Basta. Grazie Giuseppe Milicchio di Ioni Carari. Allora abbiamo, mi dicono dalla regia, Tullio Calzone, Corriere dello Sport. Buon pomeriggio Tullio. Salve, salve a tutti voi e a tutti i tifosi cosentini. Grazie per essere intervenuto Tullio. Allora stavamo parlando del Cosenza, del Crotone, naturalmente di calciomercato, perché stasera alle 22 poi chiuderà finalmente, dico io, i battenti. E intanto parliamo di questo campionato. Dopo 2 giornate Virtus Entella Salernitana al comando insieme al Perugia. Ho visto che ci sono delle squadre che hanno speso tantissimo, hanno fatto delle grosse rose come la Cremonese, sono un po' in difficoltà. Vabbè, non bisogna dare giudizi affrettati perché siamo all'inizio e il cammino di Serie B sicuramente a maggio, quindi bisogna andarci piano. Chi ha caricato molto il lavoro fisico per durare probabilmente ha qualche problema adesso, diciamo così, un po' imballato, però bisogna aspettare. Tra l'altro lo stesso Cosenza, che ha solo un punto in classifica, mi sembra che dal punto di vista delle prestazioni sia una delle squadre da risarcire per il momento, no? Forse soltanto per i legni colpiti e per le occasioni create non andate a buon fine, il che evidenzia la mancanza di un cecchino lì nell'area di rigore, e la società farebbe bene a sanare questo piccolo, diciamo così, inconveniente di percorso, perché è una rosa che è già di per sé competitiva, soprattutto grazie alla capacità, alle straordinarie capacità di Mister Braglia, deve essere definita nel reparto offensivo, dove manca evidentemente un elemento di qualità. Nell'ultima ora è arrivata la notizia di Manciacci, questo giocatore ex Carpi, lo scorso anno di proprietà del Napoli a Crotone. Cosa ci puoi dire di Manciacci, Tullio? Genio e sregolatezza, però abbiamo visto che Braglia sa piegare diciamo così, al suo metodo qualsiasi tipo di elemento. Per lui è una grande opportunità essere allenato da un allenatore che secondo me sarà la vera mina vagante del torneo. Abbiamo nell'intervista che mi ha rilasciato al Guerri Sportivo, molto bella, sì, il gruppo del giornale per il quale lavoro, abbiamo titolato non a caso Braglia contro tutti. Maciaccia ha una straordinaria occasione perché è un giocatore di talento, ma è indisciplinato e bizzarro, per cui deve capire che con Braglia potrebbe essere una grande opportunità per avere una disciplina tattica. Il talento c'è, la qualità tecnica anche, altrimenti il Napoli non l'avrebbe preso. Quindi spero che possa venire, perché sicuramente potrebbe essere un elemento di rinforzo. Non è una prima punta, serve una prima punta, servirebbe lì davanti qualcosa di concreto, di forte. Non ci sono molti giocatori sul mercato, meglio quelli che ci sono costano molto, però non è che bisogna prendere solo in B giocatori, ce ne sono tanti in C fortissimi che costano anche poco e che potrebbero essere, diciamo così, un'occasione propizia. Tra l'altro si chiude il mercato, per cui non è che chi
chi ha attaccanti se li tiene lì fuori rosa, quindi c'è la possibilità anche per questo punto di vista, diciamo, la strategia del vostro Presidente, che è sempre stata quella di un temporeggiatore, potrebbe andare a buon fine proprio nelle ultime ore di mercato. Poi io penso che il DS Trinchera è molto scafato, è una persona molto competente, quindi sicuramente non lascerà sguarnito il reparto offensivo del Cosenza, anche perché non dimentichiamo che lo scorso anno, per una pura fatalità dovuta a fattori extracalcistici e anche probabilmente a un tipo di organizzazione non proprio limpidissima, il Cosenza ha perso la Serie A e il Verona invece è andato in A. Cosenza ha perso i playoff. Il Verona è andato in A. È vero. Quindi sarebbe un peccato, già voglio dire, la rosa si è indebolita perché sono andati via giocatori come Tutino, come Palmiero, che giustamente meritavano altre competizioni. Non ho capito perché Palmiero abbia preferito Pescara anziché proseguire questa, diciamo, opportunità di crescita appunto con Braglia a Cosenza, che per me, secondo quello che posso capire io, sarebbe stato migliore dal punto di vista personale per il calciatore. Però, senti che ci sono i colleghi, vediamo chi vuole intervenire. Giuseppe Milicchio, vai di Ionica Radio. Abbiamo sposato insieme al collega Tullio praticamente quella che è l'idea su Masciascio, l'abbiamo detto proprio in apertura di trasmissione, e toccherà a Braglia fare il miracolo e farlo diventare calciatore, quindi il Napoli ha capito, ha intuito che per far fare quel salto di qualità l'unica piazza e l'unico allenatore che in questo momento in Serie B gli poteva consentire una cosa del genere è Cosenza, perché ricordiamo che quest'anno in B ci sono 5-6 allenatori emergenti che arrivano per la prima volta in Serie B, quindi tu non puoi dare Masciascio all'allenatore che sta chiaramente a Trapani o quello che sta ad Ascoli o a Zanetti, cioè, perché praticamente perderebbe chi lo gestisce e perderebbe il calciatore. Con Braglia lo appesantiamo ancora di un'altra responsabilità, gli diamo Masciascio, però se gli diamo Masciascio, attenzione, gli dobbiamo dare una certezza, gli dobbiamo dare una sicurezza e gli dobbiamo dare delle sicurezze. Allora ha un giocatore come Canutè, che è un altro dei giocatori da far valorizzare, allora gli devi dare magari Leandro Greco dietro e sta bene. Adesso gli dai Masciascio, però gli devi dare probabilmente un altro giocatore che faccia crescere e lo aiuti a far crescere. Ok, c'è Attilio Malena. Sembra condivisibile l'analisi. No, Attilio Malena, il nostro amico. Una considerazione con Tullio sulla Salernitana, mi permetto di darti del tu, Tullio, se ti aspettavi un impatto così forte da parte di Giampiero Ventura nonostante il mercato probabilmente non abbia regalato a Ventura ciò che si aspettava? Ma intanto stanno chiudendo Astò, che è un signor difensore, ha giocato in Serie A a altissimi livelli, e Udinese. Poi io non sono del tutto d'accordo che la Salernitana non abbia fatto un grande mercato, perché intanto aver mantenuto molti dei giocatori che aveva lo scorso anno, che era una rosa secondo me che ha fallito completamente, ma piena di qualità in ogni reparto, secondo me può essere stato un valido inizio, insomma, per Ventura. Diciamo il dubbio, l'incertezza era sull'impatto con la B da parte di un allenatore che in Serie B ha vinto 3 campionati a Lecce, a Cagliari e a Torino, ma che torna nella categoria a distanza di 9 anni, 8-9 anni, per cui è chiaro, dopo aver vissuto il calcio ad altissimi livelli, col Bari, con il Torino, con la nazionale, benché sia stata un'esperienza disastrosa secondo me, non soltanto per colpa di Ventura, la Salernitana era un'ottima opportunità di rilancio. Il dubbio era sulle motivazioni, ma mi sembra che da quel punto di vista ci siamo. Dal punto di vista tecnico stiamo parlando di un allenatore di cui si sono sprecati gli aggettivi in passato anche da parte di chi oggi lo critica aspramente per le vicende della nazionale. Ricordo semplicemente l'esperienza del 4-2-4 di Pisa, da cui è nato il Bari di Conte, e poi anche la nazionale col metodo portato con qualche correzione da Conte anche in nazionale. Quindi stiamo parlando di un grande allenatore. Io penso che la forza della Salernitana possa essere proprio questa capacità di Ventura di riaffermarsi, questa voglia di dimostrare che lui non era un allenatore finito quando è andato in nazionale, e di questo penso si possa beneficiare la Salernitana, che ha un organico comunque in ogni reparto straordinario, peraltro ripeto arricchito da giocatori non di Serie B ma pescati come per esempio Maestro,
pescati in Serie C e che invece sono giocatori di assoluta prospettiva. Ultima domanda da parte del nostro opinionista Aldo Cenna, ma vai che chiudiamo. La domanda è questa, lei ritiene che il Cosenza, non avendo più Palmiero, Tutino, Dermaco, Empalo, possa ripetere con un attaccante di peso il campionato dell'anno scorso? E quindi la domanda è: sono stati adeguatamente sostituiti questi giocatori? Ma io penso che chiaramente noi dobbiamo aspettare per vedere, perché se uno avesse detto lo scorso anno a Palmiero, preso, non mi ricordo dove stava, in Serie C, che sarebbe diventato un grande giocatore, addirittura da tentare il Napoli di tenerlo in organico durante tutta l'estate, nessuno ci avrebbe creduto. È chiaro, bisogna aspettare. Io penso che Braglia, la garanzia del Cosenza sia Braglia. Certo, manca un attaccante come Tutino, che era uno straordinario realizzatore e che decise lo scorso anno di tornare a Cosenza proprio perché c'era Braglia e rifiutò il trasferimento, lo ricorderete, al Carpi. Certo, bisogna mettere qualcosa lì anche a costo di andare a prendere dei giovani, ce ne sono ancora tanti disponibili nelle primavere che con Braglia potrebbero diventare giocatori importanti. Grazie Tullio, ti lasciamo al tuo lavoro, sarà una giornata pesante, grazie di nuovo. Grazie a voi, L'analisi è fatta. Sì, abbiamo fatto una bella analisi insomma del Cosenza. Io vorrei introdurre il Crotone perché adesso ci sarà il presidente Fabio Coscarella che ci parlerà delle squadre di Serie C, di quello che sta succedendo, della sconfitta del Rende eccetera, quindi io direi di andare ad introdurre il Crotone. Questa bella vittoria abbiamo visto anche dagli highlights di Gianluca Pasqua, 2-1 alla Spezia. Ho visto la partenza che non è stata una partenza delle migliori per il Crotone, poi ha preso campo, la formazione di Giovannino Stroppa, c'è stato questo rigore realizzato da Simi, poi abbiamo visto anche le immagini insieme ad Attilio Malena e poi il raddoppio sempre di Simi, un gran bel gol di Ricci. Allora Giuseppe, partiamo con te, introduciamo il Crotone in attesa del presidente del Rende Fabio Coscarella, vai. Allora, il Crotone è ripartito e si è ricalato nella mentalità della Serie B e questo è importante, cioè l'anno della retrocessione è stato nefasto perché era difficile, indubbiamente si era ancora alla testa della Serie A. Quest'anno è arrivato in B ed è arrivato con la giusta mentalità, con i calciatori giusti, ha avuto la sfortuna di incontrare il Cosenza nella prima di campionato e non era facile perché il Cosenza non fa giocare nessun avversario e quindi il Crotone si è dovuto arrendere a quel pari interno. Adesso invece giocando con tranquillità è riuscito a fare il risultato fuori casa e lì ha dimostrato di avere quella prima punta che manca un po' in giro perché tutti cercano l'attaccante, ma Simi è un attaccante, non è bello da vedere perché stilisticamente è un po' dinoccolato. Non è bello, insomma non piace, però poi alla fine mette la palla dentro e questo è importante, quindi da questo riparte il Crotone, mi pare che la sintesi possa essere racchiusa. Due parole di Attilio Malena perché mi chiedono subito dalla regia, dobbiamo mandare pure Ventura, Giampiero Ventura e le condizioni del terreno di gioco di San Vito Merulla, vai. Brevemente su Simi, credo che sia un giocatore abbastanza unico nel suo genere, no? Un ragazzone di 2 metri che riesce comunque ad avere una coordinazione, uno stile assolutamente non da Serie B, ma da categorie certamente più alte. Quando Simi decide di piazzarti la palla sull'altro palo, difficilmente il portiere avversario... Mi dai le ultime su Falcinelli per cortesia? Falcinelli molto vicino al Perugia. Quindi molto vicino, anche Kingsley era interessato il Cosenza al Perugia. Benissimo, allora ci fanno segno alla regia, c'è il presidente del Rende. Abbiamo il presidente del Rende, Fabio Coscarella. Pronto? 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 Ah, eccolo qua. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, grazie della disponibilità qui a Teleeuropa e a Replay. Allora Presidente, introduciamo subito la Serie C, stiamo parlando un po', è una giornata campale per quanto riguarda il calciomercato che, lo sottolineo ancora una volta, chiuderà questa sera alle 22. Intanto dopo la sconfitta il Rende è sul mercato, cosa bolle in pentola da qui a questa sera? Ma no, il Rende farà pochissimo perché è molto contento della rosa che ha fino a questo momento costruito. In settimana abbiamo chiuso le operazioni per Nossa, sì, che Bacolì della Roma e Ndiaye del Pescara. Penso che se non succede qualcosina in qualche operazione che seguiamo da tempo, il mercato per noi è chiuso perché siamo molto contenti di questa squadra che abbiamo allestito e soprattutto della prestazione di ieri, che è stata una prestazione
tranne i primi 15 minuti della Casertana siamo usciti fuori bene ed è stata una grandissima prestazione, quindi siamo molto contenti della squadra. Benissimo, sentiamo Giuseppe Milicchio e Attilio Malena. Beh, sul Rende c'è veramente poco da dire. Rende sta proseguendo in un progetto che io dico lungimirante, perché ci sono tanti giovani con Gagliardi che dà i consigli giusti. È una squadra che dovrà lottare, ma dovranno lottare in tanti. E la giusta gestione invece del progetto Rende dovrebbe portare tranquillamente a gestire il campionato per una salvezza tranquillissima, e poi magari ci sarà il mercato di gennaio dove si potranno fare i giusti correttivi, però c'è un misto tra giovani veramente emergenti che dovranno lavorare e con giocatori importanti come Loviso, che tra l'altro sta dando già tanto, e lo riusciamo a percepire per il fatto che arriva sempre a prendere il cartellino giallo, quindi voglio dire si è calato subito nella mentalità della guerra e della lotta che deve far vedere e insegnare ai compagni che gli stanno intorno. Sentiamo il Presidente e poi Attilio Malena. Sì, è un'analisi giustissima e ringrazio per le belle parole. Massimo ci dà un grandissimo contributo, sta facendo crescere tanto questi ragazzi. Abbiamo la fortuna quest'anno di avere altri ragazzi che faranno parlare di loro nel futuro. Abbiamo Ampollini, questo ragazzo 2000 che è veramente un ragazzo molto interessante. Abbiamo Collocolo 99 che a fianco a Loviso sta dimostrando di essere sempre più un riferimento importante a centrocampo, ma ce ne sono veramente tanti, quindi veramente la fortuna di avere questi 2 o 3 grandi di esperienza che faranno crescere i nostri millennial ci fa ben sperare. Quello che, ripeto, forse abbiamo veramente tanto credito nei confronti di queste 2 partite, perché lasciamo stare magari il rigore in casa col Bisceglie su Vivacqua, ma ieri ci sono stati 2 episodi che veramente lasciano più di qualche dubbio. Il primo tempo è stato praticamente atterrato Libertazzi solo in aria, è stato atterrato da Raimone, e quello che grida allo scandalo è il secondo rigore su Vivacqua, che ha chiesto scusa anche il difensore dopo, perché è stato un rigore che tu non puoi non dare, è stata una cosa eclatante sull'1-0, e dopo che avevamo schiacciato la Casertana nella loro metà campo, quindi ripeto, speriamo che questi episodi negativi ci portino un po' di ancora più rabbia per iniziare a mettere qualche punto in cascina, perché ne abbiamo necessità, perché è una squadra giovane e le motivazioni sono importantissime. Stavo vedendo che il Bari ha perso in casa con la Viterbese 1-3, per cui praticamente è un campionato ancora, come diceva il collega Tullio Calzone del Corriere dello Sport, ancora i ritmi sono blandi, bisogna calarsi nelle pieghe di questo torneo. È pur vero che rendi a 0 punti, però come sta affermando il Presidente Coscarella, man mano prenderà poi il passo del campionato di Serie C. Nessuno, Presidente, si sarebbe aspettato questa sconfitta interna addirittura per 3-1 il Bari ieri con la Viterbese, quindi nel calcio mai dire mai. Ma questo conferma che in Serie C non è che più spendi e più vai forte. Le motivazioni sono tutte, perciò è bello anche per questo il campionato di Serie C, perché ci sono squadre imprevedibili, costruite alla rinfusa, che magari adesso stanno dando qualcosa di più, ma poi magari la pagheranno dopo con una preparazione arraffata. E io aggiungerei... certo è che il Bari... Io aggiungerei Monopoli Docet ieri a Vibo, no? Il Monopoli Avellino Docet. No, Avellino Docet, ma tante altre squadre che stanno spendendo tanto, stanno veramente, sono partite forti, però ci dovrà essere un campionato, il campionato è molto lungo, ci sono tante difficoltà, io non sono per nulla preoccupato, sono solo molto amareggiato. Benissimo. Perché 2 punti volevano significare tanto, tra Bisceglie e Caserta ieri 2 punti significavano tanto anche a livello di morale. Per quanto riguarda il problema stadio,
Aldo Cennamo. La domanda che ti volevo porre è questa. Dove giocherà il Rende? Perché si parla di Matera. Siete veramente degli eroi, perché giocare senza pubblico, fuori casa, mi pare che andate a Matera, un po' di supporto è vero che vi seguono, però è dura anche da questo punto di vista, quindi tutto quello che state facendo secondo me va a merito vostro, va a merito tuo, va a merito di questa società che investe però non riesce poi ad incassare nulla, perché mi pare che lo stadio ancora non abbia la capacità di farvi giocare in casa. Buonasera e grazie Aldo. Ciao. È un campionato, per noi è un campionato veramente molto difficoltoso questo, ci saranno tanti sacrifici da fare, però sono ripagati dal fatto che si è iniziato con dei lavori in un centro sportivo, che sarà un centro sportivo tuo e la casa dei tuoi nuovi ragazzi. Bravo. E soprattutto vedere già le recinzioni, tutti i vetri, tutte le balaustre che iniziano ad andare via da Lorenzon, da un lato ti lascia un po' di magone perché ricordi i bei periodi, però se pensi a cosa stai mettendo in piedi è qualcosa che ti inorgoglisce, perché deve essere una struttura per l'area urbana, deve essere un qualcosa che forse finalmente riunisca tutta una città che ha necessità di avere uno stadio veramente all'altezza, perché se noi vediamo Frosinone, se noi vediamo tanti altri stadi molto carini, molto confortevoli, dove le famiglie passano tanto tempo, ti domandi perché non dobbiamo averlo in un'area urbana così innovativa, così pronta, dinamica, con un'università che viene considerata un'eccellenza nel territorio nazionale. E allora io penso che invece di denigrare chi sta provando a fare tanto per quest'area urbana, dovrebbe essere incentivato e dovrebbe essere stimolato a portare ulteriori investitori, perché le polemiche le lasciamo a chi per 40 anni non ha fatto nulla. Abbiamo la fortuna di poter fare qualcosa, stimoliamoci per fare qualcosa di importante per questa nostra area urbana. Grazie Presidente del Rende Fabio Coscarella, in bocca al lupo, sempre disponibilissimo nei confronti di Replay e di Buona serata a tutti voi e grazie. Ciao, Grazie. Allora, ci segnalano qui, vogliono ascoltare un po' di amici quello che ha detto Giampiero Ventura. Ve l'ho detto, ve l'ho anticipato, se Enzo Leonetti riesce a prendere l'intervista di Giampiero Ventura, allenatore della Salernitana, ex CT della Nazionale Italiana di Calcio, poi entreremo in studio e andremo avanti col dibattito. Ventura, grazie. Che il primo tempo abbia sofferto è abbastanza relativo, hanno battuto tre calci d'angolo su 3 palle regalate da noi, insomma il primo tempo è tutto lì. Cioè, giocare contro il Cosenza non è facile perché gioca in una maniera un po' particolare, in più giocare su questo campo è sinceramente è già un po' che mancavo dalla Serie B, ma mai visto io un campo del genere, quindi vale per noi e vale per loro naturalmente, però io penso, Serie B merita qualcosa di più secondo me sotto quell'aspetto, perché è un campo che non solo non permette di giocare, ma c'è anche il rischio di farsi male, quindi. E queste sono state le vere difficoltà che noi abbiamo incontrato. Poi abbiamo fatto, secondo me, come nella partita precedente, cose abbastanza buone. Abbiamo sbagliato 7-8 volte l'ultimo passaggio, che era quello decisivo, però il filo conduttore c'era, come c'era lo spirito, come c'era la voglia di provare a fare prestazione, come c'era la voglia di provare a fare il risultato attraverso una prestazione. Quindi è vero che c'è stata quella mischia furibonda della doppia trasferta, ma è anche vero che se Jalovo l'ha messa dentro 2-0 finiva la palla, quindi con i sé ma non si va da nessuna parte. Quindi. Forse abbiamo sofferto un po' la pressione sugli esterni. Ma io credo, qua credo che siano giornalisti di Cosenza, credo che tutte le squadre che vengono qui soffrono la pressione. Allora lei mi fa una domanda e io poi mi dia la possibilità di rispondere, perché sennò io non volevo dire che è disastro questo campo, ho detto che è un campo che vale per noi e vale per il Cosenza, è un campo che mette a rischio l'incolumità innanzitutto,
questa è la mia opinione e questo non significa che abbiamo vinto o perso per questo motivo. Detto questo, sulla partita, è una partita in cui, ripeto, siamo andati in vantaggio, potevamo raddoppiare, poi c'è stata quella mischia in cui poteva, perché in realtà il nostro portiere ha subito questi 2 tiri consecutivi sulla traversa senza mai fare una parata, quindi in quell'occasione se avessero segnato probabilmente avremmo anche pareggiato la partita. Meno male che è stato onesto poi Ventura alla fine, ha detto se avesse segnato il Cosenza dopo le 2 traverse probabilmente la Salernitana avrebbe pareggiato la partita, però ha fatto dei passaggi sul terreno di gioco un po'. Ha vinto la partita, i suoi hanno giocato tranquillamente, il Comune prima ha speso soldi, il Presidente Guarasci al quale va dato atto che ha speso tantissimi soldi per il terreno di gioco, poi arriva Ventura e ti dice che su questo terreno di gioco non si può giocare. E quindi... Scusa. Abbiamo la pubblicità. Scusa se ti interrompo, Come interessante Giuseppe. dare una risposta a Ventura perché siamo seguitissimi, qualcuno poi gli girerà il tutto. Allora andiamo in pubblicità e poi le risposte al signor Ventura, ex CT della Nazionale Italiana di Calcio. Vai Leonetti. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ok, allora terza ed ultima parte di replay, c'è il nostro Attilio Malena che va su e giù per questo calciomercato che è in fibrillazione. Giuseppe, sì, vuoi rispondere a Ventura? Io questo ho detto, i soldi se ne sono stati spesi tanti. Aspetta, allora ultimi quelli del Presidente Guarasci, poi Ventura. È un allenatore che, cioè voglio dire, è il top, è stato il top. Se gli danno la panchina nella nazionale vuol dire che è uno che sa comunicare, sa allenare, è uomo di grande esperienza. Ci ha toccato su un punto dove sapeva che ci poteva far male, quindi praticamente ha depistato un attimo la sala stampa e le domande dei colleghi, perché se tu mi attacchi dove mi fai male è chiaro che hai un attimo di risentimento. Sa di farlo e l'ho fatto in modo strumentale, però voglio dire, il terreno di gioco non è bello, però non c'entrava niente nel giudizio complessivo della partita, questo assolutamente. Perché qualcuno dei nostri colleghi, ringraziamo anche Pippo Gatto, Davide Franceschello, io ero lì perché aveva appena finito di parlare Braglia, mi hanno fatto notare che alla prima di campionato il terreno della Rechi faceva ridere, tra virgolette, perché nella prima di campionato abbiamo visto tutti in che condizioni era. Abbiamo abboccato al discorso, facciamo esperienze. Allora, intanto ci dicono dal Cosenza Calcio che Lazar, Attilio Malena, è definitivo. Puoi dirci qualcosina su questo Newcastle, terzino sinistro, ex Palermo, ex Benevento in Italia? Assolutamente un colpo a sorpresa, ci siamo ritrovati prima del weekend a leggere il messaggino, Lazar al Cosenza, faticavamo in realtà a crederci. A capire. È stato realmente un bel colpo, un bel contropiede da parte del direttore sportivo Stefano Trinchero, un'opportunità che si è palesata all'improvviso, un'opportunità che il Cosenza ha colto al volo e direi che senza dubbio le premesse per far sì che Lazar possa da subito integrarsi e fare la differenza per le qualità che il calciatore ha mostrato, non a fatti ma con le parole, penso che ci siano tutte. Bel calciomercato sempre in movimento, caro Aldo, avevi alzato la mano? No, Stella? perché Aldo, sì, aveva alzato la manina come se fosse a scuola. Perché queste dichiarazioni di Ventura giustamente non ti piacciono? No, dice Milicchio, ha cercato di deviare, al posto di parlare e dire della partita si è messo a parlare di qualcosa che probabilmente come fanno un po' i politici al suo dovrebbe guardare la Rechi come era. Bravo, sono d'accordo con te. Oggi che abbiamo speso tanti soldini, il Presidente ci ha messo la faccia, ha preso soldi e sta cercando di renderlo di nuovo appetibile per tante squadre, perché San Vito nel giro di credo di un mese sarà un grandissimo terreno di gioco. Ci attacca su questa cosa perché deve giustificare una vittoria immeritata che la Salernitana ha fatta a Cosenza. Lui alla fine dice il pareggio ci poteva anche stare, invece dovrebbe dire che la vittoria è immeritata perché la Salernitana è venuta a Cosenza solo a fare le cosiddette barricate, il suo gioco che è un gioco di contropiede, mentre il Cosenza si è costruito 2 traverse, una grande cosa di pazzi, e non hanno fatto il fallo tattico. Se avessimo fatto non avrebbe segnato, probabilmente avrebbe detto altre cose. Però lo conosco, onestamente questo allenatore non mi è stato mai simpatico, non è un allenatore che a me piace, è un allenatore che se n'è andato in Serie B. Parliamo di Lazar. Perché è un allenatore che parliamo di Lazar e va in Serie B, non è secondo me uno va che bene, Aldo, a darci lezioni. Non ci può dare lezioni chi ha abbandonato la nazionale e se ne va in Serie B. Queste lezioni non le accetto da un allenatore così. Benissimo, allora Giuseppe Milicchio, vai. Parliamo di Lazar. Passiamo di Lazar, bravo. Che arrivano notizie una dietro l'altra.
parliamo di Lazar perché indubbiamente nella storia del Cosenza Calcio è un ritorno a fare degli acquisti importanti, perché abbiamo parlato fino agli anni passati di gente sconosciuta, di gente che militava in Serie D. Lazar è uno di quegli elementi invece che ti fanno fare il grande salto di qualità, non fosse altro perché in C non ha mai giocato, in B non ha mai giocato in Italia a questi livelli, ha giocato sempre in B, ci ha giocato ma per vincere quando era a Palermo, poi ha fatto 2 anni di Serie A, è un giocatore atipico di fascia perché viene presentato come un terzino, io lo vedo più come un giocatore esterno di centrocampo, uno che attacca molto e che riesce anche ad avere un buon tiro per andare a cercare anche la realizzazione, quindi è un giocatore che in quel progetto che ha Braglia in testa, quel famoso 4-3-3, potrebbe veramente andare a pallino. Ci vorrà del tempo, non aspettatevi di vedere Lazar alla prima partita fare sfracelli, però è un giocatore che ci dà sicuramente sicurezze. È un giocatore possiamo che far è leggere la nota importante, del Cosenza Calcio perché è abbastanza lungo, vi siete arrivati in questo momento. Vai allora Stella a leggere la società, comunica eccetera eccetera. Vai. Ok, la società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Newcastle United Football Club per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Lazar. L'esterno, nato a Casablanca il 22 gennaio 1992, si lega al club rossoblu a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Raja Casablanca, prima e nella Venegono e del Varese. Una volta giunto in Italia ha militato nella formazione biancorossa fino al dicembre 2014, collezionando 37 presenze in Quindi Serie nel B. Varese, la prima partita in Italia è Varese, vai avanti. Sì. Trasferitosi al Palermo ha conquistato la promozione in Serie B con il rosanero, contribuendo con 14 gettoni di presenza per poi scendere in campo nella massima serie ben 59 volte in 2 stagioni, siglando 3 reti. Quindi 59 volte in Serie A con la maglia del Palermo. Nel 2016 la cessione al Newcastle, società della Premier League, alla quale si lega con un contratto quinquennale. Esperienza questa intervallata dal passaggio in prestito prima al Benevento nella stagione 2017-2018, la prima dei Sanniti in Serie A. Poi in quella successiva dello Sheffield Wednesday, Lo Sheffield, sì. conta 12 presenze nella nazionale marocchina. Da oggi è un nuovo calciatore del Cosenza. Ok, allora Giuseppe, è una bella scheda, una bella scheda per un buon calciatore. Pasqua e Daniele Cianflone, l'ufficio stampa. Un buon calciatore che tra l'altro è anche giovane ancora, quindi viene per trovare un'altra stagione. Anche lui è uno di quelli che dovrà chiedere a Braglia di rigenerarlo. Insomma, Ma Braglia ci ha abituato a queste rigenerazioni, o no? Sì, gli stiamo dando queste belle responsabilità. Vai mister, avrai la possibilità di avere una bella rosa, a questo punto si arriverà anche qualche altro giocatore, quindi tra Lazar, Mascià e Monaco, che praticamente lo scorso anno Leandro non Greco. aveva mai giocato, Leandro Greco è un giocatore già affermato, quindi deve lavorare poco, parlavo delle responsabilità della rosa, dove lui dovrà tirare il meglio dovrà fare la chioccia per far migliorare questi giocatori, e poi sono convinto che alla fine dell'anno gli dovremmo dire grazie, perché anche un giocatore come per esempio Frank Canutè ieri ha preso una tiratina d'orecchie, no? Sabato, però gli farà bene. Gli farà bene sicuramente. Allora Attilio Malena, che cosa mi vuoi aggiungere su questo discorso, su questa scheda lunghissima? No, credo che il discorso che faceva prima Giuseppe sia condivisibile. Lazar ha dimostrato nella sua carriera di essere un calciatore molto più offensivo che difensivo, quindi attenzione anche alla possibile variazione tattica per il passaggio di una possibile riproposizione di una difesa a 3 con Lazar a tutta fascia ed un eventuale 3-4-3 senza punti di riferimento, che poi credo possa essere, per come sta avvenendo sul Cosenza, per come è stato assemblato, un modulo in realtà che possa unire realmente fantasia. Scusami, c'è un amico che chiede, Giuseppe dice, potreste chiedere gentilmente ad Attilio Malena del Cosenza, potrebbe andare sugli svincolati eventualmente per l'attaccante? No, su Maciak noi avevamo lanciato qualche giorno fa, anche da qui mercato, che qui ti dice, se non dovesse essere 22 eccetera eccetera, potrebbe andare il Cosenza sugli svincolati? Il Cosenza prenderà un attaccante, questo è certo, un attaccante che possa rinforzare il club, non prenderà un calciatore tanto per prenderlo, l'identikit è di quelli importanti. Abbiamo raccontato che il Cosenza aveva in testa di prendere 2 attaccanti. Sì.
difficoltà per Tupta, che è stato molto vicino al Cosenza. In realtà Maciak viene preso come calciatore offensivo e non come calciatore difensivo, viene etichettato come mezza punta, come trequartista. Mi chiedono pure di Dorazio, parlami di Dorazio. Dorazio, ci sarà una riunione in corso alle 17:30 con il Benevento punta forte su Dorazio. Il Benevento, allora, Aldo Cennamo. Ma se arriva la SAR è un esterno alto. È già arrivato. È un esterno alto, quindi probabilmente... No, però non è un esterno... Un esterno alto, secondo me. Non da è un catalogare come... No, vabbè, però se arriva la SAR probabilmente potrebbe fare il quinto di centrocampo. Potrebbero fare un sacrificio di vendere Dorazio, perché Dorazio ha un bel mercato, se il Benevento lo vuole... Quando sta bene. E per cui, secondo me... Però, Franco, come si diceva prima, è necessario questo attaccante. Adesso abbiamo fatto veramente, c'è la ciliegina sulla torta, questo la SAR è la ciliegina sulla torta. Bisogna dire che bravo Tringhera, bravo il presidente, hanno preso un giocatore di categoria, un giocatore importante che può fare la differenza, cioè veramente questa è una bella notizia, e se arriverà la notizia dell'attaccante probabilmente i nostri timori, le nostre ansie, le nostre cose andranno via, e il Cosenza disputerà, come diceva Milicchi, un campionato sicuramente per potersi salvare senza più soffrire, perché onestamente... Di Falcinelli me l'hai detto, c'è qualcosina del Crotone dell'ultima ora? In realtà non ti posso dare aggiornamenti, Franco, perché c'ho il telefono scarico. E questo non ci voleva proprio, nell'ultimo quarto d'ora. Allora facciamo una cosa, ti diamo la possibilità di ricaricarlo 5 minuti, andiamo a vedere quello che ci ha realizzato la redazione sportiva sulle squadre di Serie C. Ricordiamo e facciamo un in bocca al lupo a Mimmo Toscano, che ieri ha rifilato una cinquina a Moriero, 5-1 ha vinto contro la Cavese e la Regina, lanciatissima. Poi c'è stato il pari in trasferta del Catanzaro per 1-1 a Bisceglie, e poi le sconfitte. Abbiamo parlato della sconfitta del Rende per 2-0 a Caserta, forse meritata per alcuni versi, e della sconfitta interna della Vibonese ad opera dell'Avellino. Allora, Enzo Leonetti, andiamo con gli highlights. Gianluca Pasqua, Serie C, grazie. Sta arrivando, Stella, stanno arrivando. Certo, il servizio è momentaneamente disattivato. No, sta arrivando, perché questo... Eccoli qua. Aspettando il transfer, Dennis si accomoda in tribuna al Granillo e assiste alla goleada della Regina sulla Cavese. Il vantaggio lo segna di testa a Corazza sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il raddoppio è frutto di un'azione insistita che vede andare al tiro Sunas e Bianchi, ma il tocco decisivo è il rimbalzo del pallone sul corpo del portiere Campano Bisogno, che finisce in rete. La gara diventa aperta e spettacolare, il tris lo sigla Reginaldo, poi il break della Cavese con il rigore concesso a Di Roberto e trasformato dall'attaccante Campano. La ripresa è equilibrata, ma alla mezz'ora arriva l'altro acuto Amaranto con Sunas, che sfrutta l'assist di Reginaldo. Chiude i conti Bellomo, ancora su suggerimento del brasiliano, per siglare il 5-1. Frena il Catanzaro sul campo del Bisceglie, botta e risposta con Gatto al secondo gol stagionale, che porta avanti i pugliesi al 24esimo del primo tempo, e Fischnaller che pareggia al quarto d'ora alla ripresa. Nella mezz'ora restante i giallorossi non riescono a concretizzare le azioni costruite per portare via i 3 punti, nonostante i tentativi di Auteri di incentivare la manovra offensiva. Cade in casa la Vibonese al cospetto dell'Avellino, che sbanca il Razza grazie alla rete di Rossetti, bravo ad approfittare di un disimpegno della difesa rosso-blu per battere Greco. Gol per tempo al Pinto di Caserta e rende KO tra la rete di Silva al 12esimo del primo tempo e quella di Castaldo nella ripresa, il contrasto tra Rainone e Libertazzi, ignorato dal direttore di gara. Ok, allora abbiamo ascoltato Gianluca Pasqua, che ringraziamo con questi highlights della Serie C. Vogliamo partire, Giuseppe, da Mimmo Toscano, grande vittoria contro Moriero, e Moriero non è mica l'ultimo arrivato. Beh, io vado controcorrente, non è neanche il primo arrivato, se vuoi, che con Moriero, insomma, voglio dire, non è il top, non è il meglio della vita. Però 5 gol. Appunto, è stato sicuramente un grandissimo risultato quello della Regina, però stiamo calmi perché si sta montando tanto entusiasmo sulla Regina, intorno alla Regina, e infatti Mimmo Toscano, che è uno di grande esperienza, la prima cosa che ha detto stiamo calmi, bisogna mantenersi concentrati. Non mi è piaciuta qualcosa, perché alimentare così il boom mediatico dopo 2 partite di campionato non mi pare che sia il caso, perché sappiamo tutti quanto è brutta la Serie C e come è difficile uscirne dalla Serie C. Abbiamo visto il risultato del Bari, non bisogna chiamarsi Bari per essere forte e vincere, perché ci vorranno almeno altri
3 o 4 mesi per cominciare a inquadrare le squadre. Però la Reggina, diciamo che sta continuando a fare bene sia per quanto riguarda il gioco e i risultati, ma bene anche sul mercato, perché se non vado errato Attilio ha preso anche Blondet, quindi voglio dire sta continuando a fare mercato, c'è tanta roba e poi magari sarà costretta alla Reggina anche a sfoltire un po' la rosa, però bene in questa prima partita. Mediaticamente dobbiamo dire veramente 10 al presidente Gallo. Allora, Attilio Malena, Reggina, Catanzaro, che sono quelle, diciamo, rispetto a Reggina, Catanzaro e Bari, quelle più attrezzate dopo la sessione estiva di calciomercato, ancora non è finita qui, ma in un campionato in cui regna in questo momento l'incertezza, vedi il risultato del Bari, mantenere fede agli impegni presi anche e soprattutto in termini di campo dimostra quanto la Reggina già sia sul pezzo, una Reggina che ha già un'idea di gioco ben precisa, che ha cambiato tanto, come giustamente ha detto Giuseppe, che ha inserito però dei calciatori non assolutamente di nome solamente, ma calciatori in grado di poter supportare subito la causa. Non è ancora arrivato il transfer di Dennis dal Perù, ma dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Reginaldo fa il Reginaldo, Corazza fa il Corazza, e senza dubbio una Reggina che arriverà fino in fondo in questo campionato, che ha fatto le cose assolutamente bene. Catanzaro, diceva Oteri, avremmo meritato qualcosa di più. Sì. Prova autoritaria, molto convincente del Catanzaro, solo il risultato non ha lasciato il Catanzaro estremamente soddisfatto, ma credo sia solamente un incidente di percorso, perché anche il Catanzaro ha dimostrato di avere un'idea di gioco, di avere una mentalità vincente. Il Bari dall'altra parte, forse anche per la mancata abitudine di Cornacchini a recitare ruoli di grandi protagonisti in un campionato difficile come la Serie B, in questo momento il Bari si trova leggermente smarrito, senza delle soluzioni offensive in grado di poter dare del filo da torcere alle difese avversarie. Reggina e Catanzaro hanno qualcosa in più rispetto al Bari, dal mio punto di vista in panchina, con Auteri e Toscano, che non hanno certamente bisogno di presentazione. Aggiungo una cosa, De Laurentiis quando era durante l'estate aveva pensato una cosa giusta, cioè aveva pensato a Braglia, cioè aveva pensato a fare un progetto così più lungimirante. Cornacchini sta un po' stretto perché è il primo anno di Serie C, arriva dai dilettanti, quindi insomma diventa difficile. Ma poi per carità potrebbe anche diventare uno dei migliori allenatori in circolazione, ma Bari non ti permette di sbagliare. Bari è una di quelle piazze dove devi subito sapere a cosa vai incontro, devi saper supportare le critiche. Un signore come Antonio Conte i primi tempi a Bari ha un po' faticato nel gestire, nel domare la piazza barese, giustamente esigente, e che ha costruito comunque una rosa di grande livello. Aldo Cenema, prima di andare a vedere il prossimo turno, perché ricordiamo a tutti gli amici che ci seguono da casa, ci sarà un turno di riposo la prossima settimana per quanto riguarda la Serie A e la Serie B, e giocherà invece la Serie C, quindi vedremo poi quello che succederà alla terza di campionato fra 15 giorni, ce ne leggerà la Stella Battaglia, così quello che sarà il prossimo turno della Serie C. Aldo Cenema, ma quando la Reggina, quando ha messo in panchina, lo abbiamo sempre detto, lo abbiamo più volte rimarcato in questa trasmissione, quando prende un allenatore come Mimmo Toscano vuol dire che punta direttamente alla Serie B. Difatti in queste giornate lo sta dimostrando, ieri 5 gol non sono pochi, però con questa rosa, con questi giocatori che stanno per arrivare, un presidente che ormai si è buttato a capofitto con questa società, ieri 8.000 persone allo stadio, insomma è tutto un indotto che si sta muovendo, perché la Reggina vorrebbe andarci direttamente, anche se le concorrenti Bari e Catanzaro, come diceva Manera, ci sono, però io penso che la Reggina abbia qualcosa in più. È vero che il Catanzaro ha Auteri in panchina, però l'anno scorso il Catanzaro ha sofferto moltissimo, anche Auteri l'anno scorso non è che abbia così, però quest'anno è una lotta a 3 o a 4 massimo, perché poi vedremo anche il Catania come si muoverà e via dicendo, perché ma la Reggina secondo me è la squadra che ha speso di più, ha messo di più in campo giocatori importanti, ha un allenatore vincente come Mimmo Toscano, e noi che siamo tifosi di Mimmo Toscano gli facciamo tanti auguri. Allora Stella. Franco, un incipit perché prego. Serie B, ritornando aspetta in che Serie dico B. all'Enzo Lorenzo di prendere il prossimo turno, casomai prima della Serie B e poi della C, vai dimmi. No, ritornando sulla Serie B, un bel colpo l'ha messo a segno il Livorno, che ha chiuso l'arrivo di Viviani in cabina di regia per il Livorno. Calaiò non si muove dalla Salernitana, era stato accostato a diverse formazioni di Serie C, rimane alla Salernitana Emanuele Calaiò. Benissimo, allora Grazie. vogliamo andare a vedere il prossimo turno, se siamo pronti partiamo con la Serie B o la Serie C, eccola qua. Ok, prossimo allora puoi turno andare a vedere Serie B, Ascoli come Livorno, dicevamo, fra 15 giorni.
Ascoli Livorno, Cittadella Trapani, Cosenza Pescara, Crotone Empoli, Perugia Juve Stabia, Pisa Cremonese, Pordenone Spezia, Salernitana Benevento, Venezia Chievo, Virtus Entella e Frosinone. Andiamo a vedere il prossimo turno della Serie C? No, ancora no, parliamo di questo perché sono due partite importantissime, quelle del Cosenza contro il Pescara dell'ex Palmiero, si giocherà domenica con inizio alle ore 15, domenica non questa l'altra, e poi il Crotone che ospiterà l'Empoli. Gran bella partita, Giuseppe. Beh, cominciamo a respirare nuovamente l'aria della Serie B e quindi di un certo livello. Capiamo bene quello che sono i timori da parte della tifoseria, un po' anche da parte nostra, perché vogliamo gli ultimi ritocchi di calciomercato, perché non vogliamo assolutamente ripensare a quella che è la Serie C. Abbiamo appena finito di parlare della Serie C, abbiamo fatto i nomi di grandi città, del Bari, del Catania, di Reggio Calabria, insomma, quindi la stessa Viterbese, e da lì è difficile uscire, quindi bisogna preservare la Serie B e goderci queste partite. E tu parlavi del prossimo turno, sarà una partita stimolante al 100% Cosenza Pescara, sicuramente, non fosse altro per l'arrivo di una squadra che punta in alto e poi per il ritorno di Luca Palmiero, e questo sicuramente da considerare come effetto richiamo. E poi cominciano ad arrivare le prime prove per chi gioca sul proprio terreno e che deve fare risultato, arrivare all'Empoli, e per il Crotone non dico che è già la prova del 9, però è una partita importante per capire come è stato impostato il campionato. Allora, Attilio, mi dispiace che sei senza batteria, Crotone... perché non ci voleva proprio, insomma. Vabbè, però... L'ultimo quarto ci hai fatto saltare la punta, ci hai fatto saltare l'attaccante. Ha una dritta di mercato e non te la può dare, bocche va giocata più tardi. Va giocata più tardi, però... Va giocata più tardi questa notizia, caro Aldo. Ritornando sul prossimo impegno di Serie B, Crotone-Empoli è da etichettare dal mio punto di vista come una gara ad altissima classifica. Il Crotone ha allestito una formazione assolutamente di grande livello, con alternative in tutti i reparti. L'Empoli è una squadra che lotterà fino alla fine per la promozione diretta, quindi se il Crotone vuol fare come ha allestito la rosa per poterlo fare, un campionato di un certo livello, Crotone-Empoli è assolutamente da considerare come un big match per il prossimo turno. Cosenza-Pescara, un'avventura stimolante per Palmiero, che si ritroverà davanti per la prima volta il suo pubblico che lo ha trascinato verso la definitiva consacrazione, ma il Pescara ha bisogno di risposte. Il Pescara in questa sosta dovrà ricaricare le batterie, anche perché i primi rumors non indicano come pienamente soddisfatto il presidente Sebastiani dell'impatto di Luciano Zauri, da cui si aspettava certamente di più, anche per come il Pescara si è mosso in termini di calciomercato. Il Pescara ha allestito anche una formazione di grande livello, con calciatori di qualità, forse manca qualcosa davanti, ma ci si aspetta qualcosa in più, ci si aspetta una risposta dal Pescara, e Cosenza può essere già una trasferta verità per Luciano Zauri. Dall'altra parte, per gli uomini di Piero Braglia, sbagliare non può essere più ammesso, ma sarà un Cosenza certamente più completo, con Lazar, con Leandro Greco e con il tanto cognato attaccante. C'è l'embargo sull'attaccante, che andranno poi a completare il mosaico di Piero Braglia. Allora Aldo, intanto mi scrivono alcuni amici, volevano sapere anche il Crotone quando e dove giocherà. Giocherà in casa sabato come il Cosenza, cioè domenica come il Cosenza, entrambe, sia Cosenza che Crotone, giocheranno alle ore 15, non questa domenica, la prossima. Vai. Questa sosta secondo me è una sosta importante. La domanda che volevo porre un po' a tutti. È una sosta importantissima, soprattutto è importante per noi. Secondo te o c'è voglia di riscatto? I nuovi che arriveranno avranno 12-13 giorni di tempo per cercare di amalgamarsi, per cercare di cominciare a masticare, a capire quello che è il gioco di Braglia, quello che Braglia vuole dai giocatori nuovi, e per cui io penso che sarà una partita importante di fronte ad un pubblico importante. Saranno i 10.000, gli 8.000, non lo so, penso che saranno tantissimi a trascinare il Cosenza alla prima vittoria in casa, perché onestamente una vittoria potrebbe dare tanto morale. Per quanto riguarda il Crotone, io penso che il Crotone non abbia risultato. Ha il sapore della Serie A, Crotone, che puntano in alto tutte e due, perché sono due squadre che si sono costruite le squadre con allenatori importanti per cercare di accedere di nuovo in Serie A. Però
caro Franchi, i grossi giocatori abbiamo visto che non fanno tanto rumore, ma queste squadre attrezzate potrebbero essere Sentiamo Attilio e poi andiamo a leggere la Serie C il prossimo turno. No, una chiosa finale sul Cosenza. Questa sosta può essere realmente la manna dal cielo per assemblare meglio il gruppo, per far sì che il Cosenza possa ripresentarsi da Cosenza vero al 100% contro il Pescara. Sentiamo la sosta, scusami, a Crotone hanno vinto in trasferta e poi ospiteranno l'Empoli. Era meglio giocare subito? Subito, per il Crotone sarebbe stato giocare subito. La differenza. Per il Cosenza va bene perché deve chiaramente metabolizzare quelli che sono gli acquisti. Direi amichevole Cercansi, perché per domenica il Cosenza ha necessità di fare una bella amichevole, anche magari lontano da San Vito Marulla per preservare il terreno di gioco, però un amichevole ci vuole. Ok, allora se siamo pronti a vedere il prossimo turno della C? Vediamo, Enzo Leonetti, grazie. La regia se può mandarla in onda. Rende Ternana, che bella partita. Vai. Prossimo turno Serie C, Avellino Teramo, Cavese Vibonese, Monopoli Catanzaro, Potenza Catania, Regina Bisceglie, Rende Ternana, Rieti Bari, Sicola Leonza Paganese, Viterbese Picerno, Francavilla Casertana. E allora solamente per dire che il Rende giocherà con la Ternana, abbiamo visto Enzo Leonetti ci taglia perché non ci fa dare nemmeno il nome dell'attaccante perché c'è l'embargo, lo sappiamo tutti. E allora Stella, noi andiamo a ringraziare tutti gli amici perché siamo praticamente sui titoli di coda. Un grazie a Giuseppe Milicchio di Ionica Radio, esclusivista per il Cosenza Calcio, anche per la stagione in corso. Grazie al nostro collaboratore, peccato per il telefonino, perché non ce lo dovevi fare. Attilio Malena. A domani perché daremo i voti, giudicheremo quello che è stato l'operato o quantomeno ci proviamo. Alla prossima. Grazie a Attilio Malena, nostro pure collaboratore, e grazie naturalmente al nostro compagno di viaggi ed avventure e amico Aldo Cennamo. Grazie a Stella Battaglia. Un saluto a tutti voi, continuate a seguire Teleeuropa Network, un canale ricco di informazioni, e un ringraziamento al nostro coordinatore della trasmissione Franco Segreto. Noi ci rivedremo lunedì prossimo, sempre alle ore 15, sempre su Teleeuropa Network. Arrivederci a tutti e grazie ancora.